Bernard Herrmann è figlio della middle class di New York, nato da una famiglia di origine ucraina. Il padre, giunto negli States, cambiò il suo nome da Abram Dardik ad Abram Herrmann, mentre il nome della madre era Ida Gorenstein. Herrmann frequentò una scuola pubblica di soli maschi e fu incoraggiato dallo stesso padre ad intraprendere la carriera musicale. Il suo approccio alla musica fu attraverso il violino e fu un assiduo frequentatore dell'opera assieme al padre. Il primo premio in composizione lo ricevette all'età di 13 anni e la prima volta che gestì un'orchestra fu solamente 7 anni più tardi, con la New Chamber Orchestra di New York. I suoi studi continuarono alla New York University con i compositori Percy Grainger e Philip James. L'ascesa di Herrmann fu molto rapida. In 2 anni, a partire dal 1934, da solo direttore del personale alla CBS, diventò direttore musicale del Columbia Workshop e 9 anni più tardi fu nominato direttore principale della CBS Symphony Orchestra. Qui conosce anche sua moglie, Lucille Fletcher, con cui si unì in matrimonio. Essendo lei sceneggiatrice, i due collaborarono molto in radio e dopo aver avuto 2 figlie, nel 1948 la coppia divorziò. Herrmann si sposò l'anno successivo con la cugina di Lucille, Katie Anderson, con la quale restò unito in matrimonio fino al 1964. L'approdo al cinema arrivò grazie ad Orson Welles con Quarto Potere, dopo anni di collaborazione proprio alla CBS. Herrmann curò le colonne sonore e diresse esibizioni musicali dal vivo per i programmi radiofonici di Welles, tra cui la famosa trasmissione della Guerra dei Mondi del 30 ottobre 1938. Quarto Potere, oltre a essere la sua prima musica composta per il cinema, gli vale anche la prima nomination agli Oscar. Quell'anno fu candidato anche per l'Oro del Demonio, che prevalse su tutte le colonne sonore in corsa quell'anno, conferendogli il suo primo ed ultimo premio Oscar. Il sodalizio con Welles si rinnovò anche per il film successivo del regista, L'orgoglio degli Amberson. Tuttavia però, a causa della quasi integrale rimozione della sua colonna sonora da parte della RKO, il compositore volle che il suo nome fosse rimosso dai crediti a favore di Roy Webb. Il sodalizio cinematografico veramente più duraturo e redditizio nella carriera di Herrmann fu però quello con Alfred Hitchcock. A partire dalla Congiura degli Innocenti fino ad arrivare a Marnie, in 11 anni musicò i capolavori del regista inglese, comparendo anche in scena come direttore d'orchestra nella pellicola L'uomo che sapeva troppo, e scrivendo, a sua volta, opere capolavoro nel genere della colonna sonora, come la musica per la scena della doccia in Psycho. La collaborazione con Hitchcock terminò nel momento in cui per il film Il sipario strappato Herrmann scelse di non scrivere, come chiedeva il regista spinto dalle mode del momento, musiche jazz pop. Il successo toccò il compositore anche attraverso film di genere fantasy, stabilendo anche lì canoni, come Il settimo viaggio di Sinbad o Viaggio al centro della Terra. Pochi anni più tardi il trasferimento in Inghilterra gli significò, oltre che il terzo matrimonio, il contributo ai Beatles per l'arrangiamento di Eleanor Rigby e i 2 film di Truffaut, Fahrenheit 451 e La sposa in nero. Oltre ai registi già citati, Bernard Herrmann accompagnò con le proprie musiche le opere cinematografiche di grandi registi come Robert Wise, Nicholas Ray e Brian De Palma. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre del 1975, dopo aver registrato la splendida colonna sonora per il film Taxi Driver di Martin Scorsese e aver visionato il montaggio preliminare del suo prossimo lavoro con Larry Cohen, Bernard Herrmann si spense in un infarto nel suo hotel di Los Angeles. Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City Plus o Plus che dir si voglia. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Allora, oggi è la volta dello speciale Bernard Herrmann. Stiamo parlando delle basi della musica applicata, no Massimo? Stiamo parlando del padre, che possiamo chiamarlo così, del padre della musica applicata alle immagini, colui che ha dato tutti i canoni, gli stilemi, diciamo le basi, le regole, chiamiamole così, per quello che vuol dire e che ha significato possente per quanto riguarda proprio approcciarsi alla musica per film. E tra l'altro non ha avuto tantissime colonne sonore in carriera, perché poi si è dedicato anche ad altro, non è stato direttore d'orchestra, è stato anche autore di musica extra cinematica. E oggi ne parliamo con 3 ospiti in particolare. Però prima vorrei ringraziare Luca Perrone che ci ha fatto il video introduttivo ricordando la filmografia e in qualche modo i titoli principali. Direi di introdurre gli ospiti. I nostri ospiti. Si può fare un giochino oggi. Allora, innanzitutto in ordine alfabetico, quindi andiamo su Stefano Mainetti. Ciao. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera a voi, ciao, bentrovati. Allora, è il caso di dire compositore e didatta e docente, anzi, no? Al Conservatorio di Santa Cecilia. E poi abbiamo Stefano Reali.
Buonasera a tutti. Ciao Stefano, ciao Stefano. In questo caso invece compositore e regista. E infine Eugenio Tassitano, per Ciao a tutti. smentire il fatto che non bisogna chiamarsi Stefano per essere compositori. Eugenio Tassitano in questo caso compositore e scrittore, potrei dire. Due parole sul libro di Eugenio, dai. Allora, intanto ringrazio tutti quanti i nostri ospiti, questi tre compositori. Tra l'altro Grazie a abbiamo uno voi. dei casi rari nella nostra cinematografia di regista e compositore al contempo, che è Stefano Reali. Però ci tengo a dire che Eugenio Tassitano l'abbiamo qui non solo per quello che concerne, come dicevi tu benissimo Marco, la parte compositiva, ma perché è stato autore di questo bellissimo libro che invito Eugenio stesso a far vedere, perché io se non lo faccio vedere poi scompaio per magia. Guarda che meraviglia, scompaio per magia al green screen. E allora, il libro di Eugenio, per l'appunto Le vertigini di Hitchcock, questo sodalizio tra Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann, dove lui, Eugenio, analizza questi due capisaldi della filmografia di questo grande connubio, ovvero Vertigo, La donna che visse due volte, e Psycho. E Eugenio è proprio riesce facilmente, anche a chi non è avvezzo alla lettura di uno spartito, quindi alla musica, quindi non è un musicista, non è un compositore, ma un semplice neofita, a far comprendere la bellezza del lavoro di Bernard Herrmann al di fuori e dentro le immagini, quindi dentro proprio i fotogrammi, con una capacità, un lessico veramente alla portata di tutti, e analizzando fotogramma per fotogramma, nota per nota, tutto quello che è stato il supporto e anche ovviamente diciamo l'80% della bellezza di questi due grandissimi film, che effettivamente in questo caso, se li vediamo separati da quello che è l'apporto musicale di Bernard Herrmann, forse perdono un po' in potenza, non solo quello che è sonoro, ma proprio potenza visiva, come capita nella buona parte dei grandi capolavori della storia del cinema e dell'ottava arte. Quindi ci tenevamo stasera per l'appunto ad avere non solo Eugenio in qualità di compositore, ma in qualità proprio di autore di questo libro, che se ne sentiva effettivamente il bisogno, perché non ci sono, da un punto di vista soprattutto in lingua italiana, lavori dedicati a quello che è proprio l'arte compositiva di Bernard Herrmann. Volevo iniziare una prima domanda ad Eugenio e poi ovviamente facciamo il giro un po' ovviamente di tutto. Da che cosa nasce la genesi in qualche modo di questo libro? Però ecco, come è venuta questa idea? Ma guarda, intanto sono partito dai miei studi di musica applicata al Conservatorio di Matera e quindi lì è nata già la tesi, diciamo, la tesi riguardava questo argomento. Poi, dopo il diploma, mi sono reso conto che per pubblicarlo, ovviamente avrei dovuto un pochino sfrondare gli aspetti più tecnici e cercare di essere molto più divulgativo. E quindi ho ampliato la parte storica e chiaramente poi ovviamente ho lasciato intatta la parte di analisi, eliminando insomma ovviamente le cose più tecniche, che comunque ci sono, però ecco, non sono molte, non sono andato troppo in profondità sull'analisi delle partiture, perché appunto altrimenti avrei appesantito troppo il lavoro, sarebbe diventato troppo specifico e troppo tecnico, proprio per il fatto che mi sono reso conto che non c'era un volume dedicato ad Herrmann, mi ha spinto proprio ad essere più divulgativo, insomma, perché secondo me questo è un libro che doveva essere che deve poter leggere facilmente anche un appassionato di cinema comune, ecco. Narrare sia dal punto di vista analitico musicale ma anche dal punto di vista proprio emozionale, emotivo, Sì, le due scene in questione. Sì, perché è importante secondo me scrivere con passione, perché diciamo, se non scrivi con passione non la trasmetti, diciamo, no? Anche al lettore. Quindi ho cercato di trasmettere la mia passione, quindi con un linguaggio anche, come dire, emotivo, emozionale, come la musica di Herrmann, come i film di Hitchcock, che ci appassionano ancora oggi proprio per la loro carica, per la loro enfasi emotiva. Ecco, allora vorrei proprio per parlare un attimo dell'estetica di Herrmann, no? Fare un po' un giro d'opinione da parte di tutti. Prima abbiamo parlato in qualche modo che Herrmann è il compositore
che a detta di tutti è quello che ha gettato un po' le basi della musica applicata in senso, diciamo, moderno. Per me ce n'era anche un altro prima che si chiama Scott Bradley, che io lo ritengo un gigante in un altro senso, però ecco, quello che ritengo io è che, ad esempio, con Herman entriamo proprio nella psicologia, cioè la musica si avvicina proprio alla psicologia. In questo senso chiedevo a Stefano qual è secondo te, Stefano Mainetti, devo dire nome e cognome qui, qual è la peculiarità o le peculiarità principali della musica di Herman? Ma io credo che intanto non c'è una sola cosa che possa definire Herman, è una figura eclettica, complessa, articolata, che prevede un'analisi profonda e non si può identificare in un unico schema. Io spesso, anche parlando con Stefano Reali, abbiamo tratto delle punti in comune, per esempio con il maestro Morricone, con Ennio Morricone. Perché? Perché Herman era uno di quei rarissimi esempi in cui la descrizione della colonna sonora, la struttura della colonna sonora era un paradigma. Cioè lui si dava dei paletti, si dava una sorta di algoritmo, una sorta di mondo sonoro e lo rispettava dall'inizio alla fine. Per fare un esempio, il più classico di tutti, Psycho, lui decide di scrivere tutta la colonna sonora solamente per archi, quando tutto il cinema mainstream del periodo scriveva per grande orchestra quel genere di film. Lo decide non in prima istanza, vaglia diverse soluzioni. Alla fine, visto che il film era in bianco e nero, lui decide di rimanere monocromatico anche musicalmente, per di più usando quasi totalmente tutti gli archi con sordina, tranne il famosissimo pezzo della doccia. Ecco, in quello lui crea uno schema e lo rispetta fino alla fine. Ma anche, per esempio, in altri film precedenti, non so, per citarne uno, The Day the Heart Stood Still, Ultimatum alla Terra, lì l'orchestrazione, siamo nel 1950-51, cioè molto prima dell'avvento della computer music, intesa in senso contemporaneo. Lui mette in campo un organico composto da 2 theremin, 2 pianoforti, 2 arpe, 4 tube, cioè organici particolarissimi. A nessuno mai veniva in mente di fare esperimenti di questo genere, se escludiamo i coniugi Barron sul Pianeta Proibito, no? Che erano tutti esperimenti di musica elettronica, ma comunque successivo. E lì lui rispetta questo mondo, si dà questo paradigma e decide che deve portare a termine la missione entro quel mondo sonoro lì. Ritornando a Morricone, mi viene in mente, per esempio, una colonna sonora, forse non fra le più citate, La donna della domenica, dove Morricone utilizza solamente delle terze minori, utilizza un tema, e anche non a tema, ma lo usa come arrangiamento, una sequenza di terze minori per gli addetti ai lavori, ovviamente andando incontro a problemi, tra virgolette, di quinte e di ottave, ma lui lo utilizza dall'inizio alla fine, così come poi anche, per esempio, in Indagine, utilizza lo stesso schema delle terze minori, e porta alla fine tutta la colonna sonora entro questi schemi, cioè rispettando dei codici che si erano dati. Stessa cosa per ricordare, prima ricordavamo Vertigo a seconda, comunque La donna che visse 2 volte, lì c'è una politonalità creata da dei frammenti di pochissime note che insieme creano delle dissonanze. E Herman porta anche qui, insiste fino alla fine su questo tipo di struttura, ed è secondo me quello che premia più di tutto è la coerenza, il principio di coerenza all'interno del mondo sonoro in cui ti muovi. Poi Herman è un altro dei pochissimi esempi nella storia della musica per film in grado di spaziare da generi completamente diversi. Pensate alla melodia, al tema melodico di Taxi Driver, quanto poco ha a che fare con le strutture quasi neominimaliste di Hitchcockiane, no? Eppure lì ritroviamo un Herman melodico con questa struttura, con questo meraviglioso tema struggente, suonato, se non erro, al sassofono da Tom Scott,
magnifica, ma sorprendente anche per la sua eccezionalità e per la diversità rispetto ai suoi trascorsi. C'è da notare che però Herman all'inizio della sua carriera si definiva un melodico, cioè lui un romantico, scusate, lui si definiva un romantico, poi assolutamente non confermando questa tendenza perché è andato verso tutt'altri lidi. Però ecco, voglio dire, lui a me quello che ha sempre colpito di Herman, così come Eugenio ne era rimasto colpito andandolo a studiare ovviamente molto in profondità, visto il testo che è riuscito a mettere in campo, a me quello che aveva colpito era la possibilità, la capacità di creare un mondo sonoro e di essere coerenti, di rispettare un principio di coerenza dall'inizio alla fine, che premia assolutamente, perché se tu azzecchi il mondo sonoro corretto, poi crei dei binari, una sorta di supporto, quello che lui chiamava musica funzionale, più che per differenziarsi in un certo senso da quello che era il discorso del leitmotiv alla Steiner o alla Roscia, no? Lui crea proprio una struttura funzionale, cioè funzionale vuol dire sostanzialmente funzionale alla scena, che funziona per la scena. Lui considerava il dialogo la melodia magari di una determinata scena, il dialogo fra gli attori, mentre lui creava delle strutture di supporto basandosi su droni, su strutture politonali, sulle uso massivo anche di quarte aumentate, che era o quinte diminuite, che dir si voglia, comunque l'uso di cluster, di piramidi, cioè utilizzava degli schemi e poi li portava a termine, li rispettava dall'inizio alla fine. Questo è una cosa che io ritrovo sempre in Morricone anche. Il vantaggio, se mi è permesso derogare un attimo da Herman e andare su Morricone, è che Morricone ha avuto 60 anni di carriera contro la metà circa di Herman, che purtroppo è venuto a mancare proprio la notte di Natale, credo, mi pare alla vigilia di Natale, quando stavano finendo il missaggio proprio di Taxi Driver, che infatti esce nel 76, ma Herman è morto nel 75, perché... Peraltro giovanissimo, insomma, non aveva ancora 60 anni, che no, sappia. sì, insomma, Sì. ce n'aveva 64, 65. 64. Però comunque giovanissimo, voglio dire, e questa caratteristica, questa unicità io la ritrovo in pochissimi compositori, anche nei grandissimi. Io vedo che a volte c'è intanto non c'è questa poliedricità, la capacità di passare da Truffaut, da un cinema di Truffaut a quello di De Palma, a quello di Wells, a quello di Hitchcock, con una capacità descrittiva e una capacità analitica proprio dal punto di vista musicale ferrea e, ripeto, coerente. E poi di differenziarsi in questo rispetto, che ne so, a grandissimi compositori immensi, ma che non hanno questa capacità. Cito Williams, cioè Williams non ha questa capacità di spaziare, di creare dei mondi sonori che, pur essendo, avendo io grande ammirazione, vedo che però lui rimane comunque vincolato ad un mondo orchestrale spesso legato ai grandi russi, con magnifiche intuizioni, magnifici temi, magnifiche soprattutto orchestrazioni che lui stesso realizza, ma non hanno, compositori della levatura di Williams, non hanno secondo me la capacità di questi due compositori, cioè di Herman e di Morricone, che per me sono i più grandi, rivoluzionari compositori di musica per film in assoluto. Io non ho uguali e il vantaggio del maestro Morricone era di aver avuto a disposizione 60 anni di carriera, cioè dagli anni 60 agli anni circa 2019. Posso dire che le parole di Stefano sono per me miele, Massimo, come sai, no? Perché Massimo esalta la scrittura di John Williams e quello che ha detto adesso Stefano è esattamente la mia idea. Ma io passerei a Stefano, gli farei la stessa idea reali, e a questo punto chiederei a lui di chiudere il giro per quanto riguarda l'estetica musicale di Herman. Sì, io vorrei fare un piccolo implemento a quello che ha detto Stefano, perché queste sfide tecniche che si poneva Herman e che si è posto per almeno una trentina d'anni anche Morricone, dei suoi 60, perché non sempre ha fatto lo scacchista della sua musica, però quando ha deciso di farlo ha fatto come nessun altro. Ci sono degli esempi anche meno conosciuti
per esempio uno è L'isola misteriosa, che è un film di genere dove Herman usò soltanto brass. E quindi usando soltanto fiati, ha ragione Stefano, crei un mondo sonoro e tu sai che è quello lì e costringi la gente a guardare quel film con un filtro, con una decisione dimensionale che è quella, perché subliminalmente ogni tanto un pad o anche diciamo una semibreve di archi ci rilassano, no? Invece questo fatto di avere soltanto fiato, la pulsazione di quei mostri di quei film, che tra l'altro è divertentissimo, non so se l'avete visto. Sì. Era restituita. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, sempre parlando di estetica. Io, Stefano, abbiamo parlato tante volte, per cui siamo d'accordo su tutto. Mi permettevo di dare qualche altro dato che sicuramente è meno noto, ma che sicuramente invece sia il professor Previtera che il maestro Tassitano conoscono bene. L'unico Oscar che è riuscito a vincere Herman l'ha fatto con una melodia che ricorda una giga irlandese del Settecento, no? Sembra quasi con delle seste napoletane dentro, una cosa. E lui, che nasceva violinista, che riuscì a inventarsi in quel momento veramente un gesto rivoluzionario, perché i produttori, quando presentò questa roba, dicevano: ma questo è scemo, ma dove l'avete preso? E invece non solo non era scemo, perché poi quel temino è semplice all'inizio, ma poi lui lo fiorisce, ci fa delle sostituzioni armoniche dentro, per cui diventa una cosa che fa venire i brividi. Però ecco, diciamo, se è vero che c'è stato un musicista nella storia, forse della musica, non soltanto della storia del Novecento, non parlo di compositore di musica applicata, parlo di compositore di musica, che poi viene applicata, ma che siccome è immortale come musica, vuol dire che non ha fatto soltanto belli dei film, era bella di per sé, è stata bella di per sé. Veramente io non riesco a immaginare qualcuno che abbia una capacità di non solo di attraversare qualunque genere, dalla fuga al jazz, con uguale maestria e sempre con idee originali mai scontate, ma è stato un inventore di timbri, un inventore di suoni. Prima di Morricone, probabilmente quando i suoi, diciamo, coetanei erano Steiner e Roja, che erano sicuramente dei grandi sinfonisti, ma ecco, Roja forse ha intuito il theremin prima di lui, ma forse no. Adesso questo non lo so. Però quello che sicuramente... Sì, Roja è arrivato prima col theremin. Sì. Con Spellbound, sì, anche in orchestra, quando hanno fatto il concerto per piano orchestra da Spellbound. Ma la capacità di dire: mo mi invento un suono che possa sorprendere la gente, che possa colpirla e che possa colpirlo emotivamente e che poi abbia un suo senso nel tutto. Ecco, questa ricerca della timbrica, che, perdonatemi, solo un grande dominatore del contrappunto poteva governare con quella assoluta anche semplicità, perché poi nelle musiche di Herman, anche se ci sono molte voci, voi le sentite tutte, non c'è mai un momento in cui c'è una verticalità, senti tutto e senti tutto nitido, limpido, in un momento in cui probabilmente molte delle cose erano registrate, diciamo, tra virgolette, no, senza virgolette, tutte dal vivo. A questo proposito, quello che a me risulta, perché io poi, siccome ho questa passionaccia per Herman da quando avevo, credo, 18 anni, a me risulta che, contrariamente a quello che si pensa, lui ha cominciato a fare arrangiamenti con la sua orchestra che aveva poi fondato lui, se l'era fatta lui, cioè l'aveva costituita lui, la sua prima orchestra, diciamo, da camera. A me risulta che ha fatto tantissime produzioni radiofoniche prima di fare le produzioni dove l'input dello sceneggiatore, del drammaturgo, era quello di dire: guarda, questo è il testo, domani andiamo in onda. Per cui lui era costretto a fare temi, orchestrazioni e quel minimo di concertazione e poi andare in diretta con una serie di orchestrali che erano lì presenti mentre gli attori su altri microfoni recitavano. Io credo che sarebbe un film meraviglioso se qualcuno riuscisse a ricostruire il clima delle centinaia di migliaia di radiodrammi che la RKO e non solo diffusero
tutti gli anni 30 e dove c'erano delle drammaturgie pazzesche e un'orchestra in scena nello studio in quel momento che faceva un Mickey Mousing, che tutti sappiamo di che cosa sto parlando, sulle battute degli attori, e il direttore, arrangiatore e spesso non sempre compositore era un giovane Herman fra i 22 e i 30 anni, che in quei 7-8 anni è diventato un padrone assoluto. Ecco, questo secondo me, rispetto a quello che significa dare senso alla musica applicata, è una costante. Anche l'esempio che faceva Stefano di Morricone calza, perché Morricone era sicuramente un signore di altissima competenza, di studi seri, avanzatissimi, però era uno che poi, sapendo che doveva campare la moglie e i futuri figli, non ha avuto nessun problema a sposare la musica pop, a fare degli arrangiamenti che ancora oggi la gente canta a memoria, perché c'è l'arrangiamento della fisarmonica che ancora oggi la gente... Ed erano tempi in cui la musica pop era bella perché tu, oltre a cantare la canzone, cantavi anche l'arrangiamento, perché era musica anche qui, non c'era tanta differenza. Ecco, io credo che per sua stessa ammissione proprio del maestro, la capacità di percepire quella iconicità istintiva, quella memorabilità nelle prime 4 battute di qualche cosa che poi doveva aggiungersi a un mondo sonoro preesistente e comunque rimanere memorabile, lui l'ha presa facendo quello, facendo quella cosa lì, e la storia sarebbe cambiata dalla musica di questo secolo se lui, quando Garinei gli disse vuoi fare Rugantino, e lui disse sì, poi gli disse era il 62, poi gli disse però lo devi fare in coppia con Trovaglioli, perché Trovaglioli in quel momento aveva un affair con la Pierangeli che doveva fare una parte, e Morricone disse allora no. E in quel momento quel giovane quarantenne prese una direzione che secondo me, per come l'ho conosciuto, poteva essere veramente molto diversa. Per cui, ecco, quella specie di offesa che gli fece Garinei ha rappresentato il più grande regalo alla musica da cinema di questo secolo che ci potevamo aspettare.